Al campo di allenamento di Castelvolturno c'è il presidente Aurelio De Laurentiis. Presidente, ti ho sentito dire che il ritiro è una forma arcaica di un calcio vecchio. È la verità? Ma assolutamente sì. Il problema del ritiro è che è successivo a una vampata di calore che ti prende da tifoso, perché quando uno vede una partita di calcio, anche se sei il presidente, diventi un tifoso da curva A, da curva B, da curva, da distinti, perché poi tutti quelli che vengono allo stadio sono dei tifosi puri che meritano rispetto, e allora tu in quel momento però interpreti loro stessi, e io non ho mai avuto una vampata di colore e di calore, ero diventato rossissimo, tant'è che mia moglie Jacqueline ha detto: ma che ti stai sentendo male? Per 20 minuti successivi a quei 9 minuti maledetti di Empoli-Napoli. E allora tu rimani male, ma rimani male perché tu in quel momento hai offeso l'identità del napoletano, hai offeso quelle 5.000 persone che sono venute fino a lì, hai offeso quei 160 milioni che abbiamo nel mondo e che magari ti guardano, e quindi sei senza parole, non sai che cosa fare. Allora, quando nell'animus pugnandi senti anche dire, anche dallo stesso Spalletti, forse ci vuole il ritiro, tu dici ritiro, poi a freddo rifletti, dici: ma che è sta stupidaggine arcaica del ritiro? Questo è un retaggio di un calcio vecchio. Il calcio oggi, e questo mi dispiace doverlo dire, molti di voi giornalisti o di opinion leader che appartengono al mondo del passato non hanno ancora capito che il calcio è un'industria vera, con delle regole precise. Allora, io delle volte sorrido quando leggo: ma De Laurentiis è un padre padrone, ma De Laurentiis non ha messo delle persone al posto giusto in società. Ma io non credo. Io credo che il Napoli abbia fatto in questi 17 anni una cavalcata senza precedenti. Cioè, bene ricordare che quando io sono arrivato non esisteva più il Napoli, tant'è che io, per rispetto verso la storia del Napoli, chiamai Napoli Soccer. Poi, quando siamo tornati in Serie B, abbiamo recuperato Società Sportiva Calcio Napoli. Però noi abbiamo fatto una cavalcata senza precedenti, perché se noi andavamo a verificare dove eravamo per la UEFA, ma per la UEFA noi non esistevamo nemmeno, non avevamo voce in capitolo. Poi quando siamo arrivati in Serie A, grazie a Eddie Rea e ai ragazzi che avevamo in quel momento e alla spinta del tifo sempre formidabile, io non mi dimenticherò mai che nella prima partita di Serie C eravamo 60.000 al San Paolo. Le Figaro titolò Napoli regina d'Europa, perché c'era una squadra spagnola che aveva fatto 70.000 spettatori, e noi abbiamo registrato il 525esimo posto in Serie A. Poi piano piano abbiamo avuto una continuità che ci ha portato tra i 15 club certificati più importanti che esistono. E la Roma, è brutto fare paragoni e citare gli altri, l'Inter, il Milan, 34esimo, 35esimo, 36esimo posto. Il Covid in questi 2 anni ci ha massacrato. Noi abbiamo perso 220 milioni in un momento in cui ci eravamo, tra l'altro, cercato di rafforzare, perché forse abbiamo preso sotto gamba la pandemia pensando che fosse un male passeggero e non così radicato. E a un certo punto noi abbiamo
fatto mercato invernale che non facevamo mai, prendendo i Lobotka, prendendo i Demme, prendendo i Petagna, e poi abbiamo investito tanti milioni in Osimhen e poi precedentemente in Lozano, quindi abbiamo fatto dei grandi investimenti e purtroppo ci siamo ritrovati con degli sponsor che andavano via, ci siamo trovati con gli stadi chiusi, con delle entrate che non c'erano più, eppure siamo ancora qua e qui vogliamo rimanere. Ecco, proprio su questo qui vogliamo rimanere. La sconfitta di Empoli ti porta anche ad essere presenti tutti i giorni qui a Castelvolturno, e ieri vi siete incontrati a cena, dove immagino tu abbia detto qualcosa allo staff tecnico, ai calciatori. No, guarda, io con lo staff tecnico e a Spalletti mi sono intrattenuto per un'ora la mattina nell'ufficio di Luciano e ho detto: ragazzi, noi siamo partiti vincendo 10 partite e pareggiandone una. Eravamo partiti come una locomotiva, non avevamo in quell'epoca nemmeno Lobotka, poi successivamente tanto osannato. Evidentemente la preparazione che abbiamo fatto a Dimaro e poi a Castel di Sangro ha dato dei risultati pregevoli. Poi qualche cosa deve essere successo. Allora io ieri ho detto: ma signori, voi siete sicuri che non ci sia un rallentamento? Io mi auguro di no, vista la vostra professionalità negli allenamenti, che sono forse poco allenanti, e voi mi avete risposto: no Presidente, noi ci stiamo allenando come si deve, con costanza. Io ho piena fiducia di Spalletti, l'ho pregato di valutare bene queste ultime partite, perché noi siamo partiti con un'idea precisa, quella di riconquistare la Champions League. Temi di perderla? Temi di perderla, a noi ci mancano 4 punti se non sbaglio. Pensare di non fare 4 punti con 4 partite sarebbe un puro fallimento. E io ieri sera difatti mi sono seduto a tutti i tavoli dei calciatori, uno per uno, e ho cominciato a dire: signori, ma voi siete delle aziende, voi dovete pensare che non solo siete miei dipendenti, ma voi siete anche delle singole aziende, e quindi voi come gruppo unitario e unito dovete combattere col coltello tra i denti, perché qui ne va di mezzo la vostra credibilità professionale e anche etica. Voi avete un importante colore da difendere, che è il colore azzurro, che guarda caso, non a caso, è il colore più bello perché riguarda pure la nazionale. Quindi voi per me siete un gruppo strepitoso, straordinario, ed è un peccato che voi non massimizziate. Il morale com'era secondo te? Ma secondo me il morale, mi ascoltavano molto attentamente, qualcuno ha avuto anche la forza di entrare nel merito, e a me è piaciuto molto perché evidentemente dimostrava una certa partecipazione alla dialettica, il che non guasta mai, no? Perché ricevere delle impressioni passivamente è brutto. Non è che è brutto, ma non coglie nel segno, no? Certo. Quindi, poi sai, il problema che io gli spiegavo, dico: guardate che i tifosi hanno sempre ragione, anche quando hanno torto. Perché hanno sempre ragione? Perché a loro non è dato di sapere tutte le verità che stanno dietro a una società, al mondo del calcio, al gruppo giocatori, ai pensieri dell'allenatore. Il tifoso va e vuole sublimare e recuperare le ansie che la vita, le mogli, le amanti, i figli, i capi ufficio gli procurano durante la settimana, e vogliono dire: ho resettato, finalmente la squadra del mio cuore
ha reso giustizia a tutti i mali che io devo sopportare durante la settimana. È un ammortizzatore sociale. È un ammortizzatore sociale. Senti Presidente, sempre ieri hai avuto un altro incontro importante, perché lo avevi promesso dal giorno della nascita del piccoletto. Sei stato a casa di Dries Mertens a Palazzo Donn'Anna. Sì, a Dries gli avevo mandato, perché ero fuori, una medaglia con le immagini del Vesuvio da mettere al collo del bambino, e ieri ho detto voglio andare a vedere questo bambino che è bellissimo, vispissimo, come del resto è giusto che sia il figlio di Dries, no? Poi lo ha chiamato anche Ciro, quindi mi sembra il minimo che dai suoi occhi risplendesse questo azzurro Napoli, no? E devo dire che poi siamo stati lì a parlare, e poi tu sai che io ho una passione per Palazzo Donn'Anna. Certo. Quindi sono stato a bearmi sulla sua terrazza delle immagini di Capri. Sai che io sono cittadino onorario di Capri, quindi anche Capri è sempre nel mio cuore. E di rinnovo avete parlato? Ma di rinnovo, io gli ho detto scusa Dries, tu hai un'opzione per un altro anno. Chiaramente in questi 3 anni è successo di tutto e di più. La guerra, problemi grossissimi, Covid, eccetera. Quindi ci dobbiamo sedere, stabilisci te quando, fra una settimana, fra 2 settimane, quando è finito il campionato, me lo fai sapere te, ci sediamo, e se tu vuoi veramente rimanere legato a questa squadra e a questa città, noi siamo qui. Però tu la sensazione l'hai avuta, no? Nel parlare con Ciro Mertens, la sensazione che ti ha dato il ragazzo qual è stata, insomma? Sei un uomo di esperienza e sai, Ciro credo che sia innamorato dello stile di vita che ormai ha abbracciato in questa città. In questa città, del resto, poi calcisticamente parlando, credo che sia la persona che ha lasciato veramente il segno in numero di gol segnati, e quindi credo che non ci siano dubbi su questo. E a lui veramente andrebbe consegnato un pallone tutto azzurro con la scritta in oro grazie Dries o grazie Ciro, perché anche lui si può chiamare Ciro, no? Quindi io penso che non ci dovrebbero essere problemi, ma sai, nella vita mai dire mai. Il calcio è oggi, diceva qualcuno, allora oggi ti chiedo come te lo immagini il Napoli dell'anno prossimo, la discriminante ovviamente è legata alla qualificazione in Champions. Ma sai, discriminante o non discriminante, io credo che noi dal 22 di maggio dovremo fare una full immersion di pensiero, di come guardare. Tu sai che io ho sempre guardato al futuro, sono sempre stato proiettato verso il domani e non verso il passato, cosa che qualcuno mi rimprovera, no? Perché c'è il passato, le glorie. Ma le glorie ci stanno, chi è che le può cancellare? Nessuno. Però noi dovremo fare un'analisi soprattutto di dove sta andando il calcio, perché vedi, secondo me c'è chi si vuole attaccare la medaglia istituzionalmente parlando e non pensa di fare dei danni, perché le partite stanno diventando troppe e tutte a discapito dei campionati nazionali. Allora, chi è l'utilizzatore finale del calcio? Il tifoso. Allora, tutto questo viene fatto in dispregio del tifoso stesso, perché se tu, per farti bello ed essere rivotabile, accontenti tante identità straniere da un punto di vista di nazioni e sei costretto addirittura per favorire, visto che vi siete promessi amore eterno per il distacco dalla Superlega, a favorire l'Inghilterra, dove, parliamoci chiaro, ci sono tanti club londinesi, oltre a quelli del Manchester o del Liverpool, che dice: ma noi come facciamo a non stare in Champions? Allora cosa si sono inventati? Si sono inventati che saranno 36 probabilmente le partecipanti
e 4 potrebbero essere recuperate non in base al merito sportivo dell'anno, ma in base a quelli che sono i valori raccolti in X anni precedenti. Capito? Allora però su queste promesse non si può basare, cioè qui dobbiamo intenderci una volta per tutte. Il calcio è industria? Allora se è industria questi signori si devono fare da parte e le leghe devono avere la forza di autoamministrarsi calcisticamente parlando, perché se no arriva la UEFA e vuol fare X partite, arriva la FIFA e vuol fare Y partite e noi che facciamo? Sfasciamo il giocattolo, perché o tu riduci le squadre nazionali a 12, 14 o altrimenti tu mi devi spiegare come si fanno a fare tutte queste partite senza avere incidenti, oppure che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo avere squadre di 40 giocatori e come li alleni? E come li scegli? E come mantieni uno spogliatoio in equilibrio? Impossibile. Assolutamente. Ti faccio le ultime 2 domande, una sul futuro immediato del Napoli, questo giocatore georgiano dal nome impronunciabile, non so dove l'hai trovato. Faremo una crasi. Sì, no? E come? Ce lo inventeremo, ti ricordi? Io Zapata, lo chiamavo Giovanni, mi ricordo, infatti, no? Questo ti volevo chiedere. No, ma quello solo perché ce n'erano altri 4 di Zapata, 5, 6, non so. E al georgiano che ti puoi inventare? Beh, non lo posso chiamare Giorgia, perché Giorgia è una grande cantante, però al femminile non mi sembra una bella accoglienza. Che dici? Qualcuno che lo conosce bene dice che il Napoli ha fatto un colpaccio. Speriamo, vediamo. Possiamo dire che è un calciatore del Napoli a tutti gli effetti, questo sì, Presidente. Ma certo, questo senza dubbio. E un'altra cosa che ti voglio chiedere, sento dire rivoluzione, rifondazione, ridimensionamento. Quale di questi termini per il Napoli? Ma secondo me sono tutti termini sbagliati. Secondo me è adeguamento a quello che è e che sarà il mercato del calcio a livello nazionale e internazionale. E vedi che anche le squadre minori si sono molto migliorate. L'importante secondo me è creare delle regole per le quali per iscriversi al campionato bisogna avere i conti in ordine e soprattutto la possibilità di non venire dalle squadre. Avete votato contro alla proposta di Gravina in Lega sull'indice di liquidità? Ma perché le proposte devono nascere nella Lega stessa, non devono nascere dalla Federcalcio, certo. Perché la Federcalcio non finanzia la Lega di Serie A, ma è il contrario, è la Lega di Serie A che finanzia la Federcalcio, primo. Quindi secondo me si sono invertite troppo le parti, anche qui ritorniamo sul problema di mettersi le medaglie in campo istituzionale e dettare quello che si deve fare e quello che non si deve fare. Non è che perché tu hai avuto il Castel di Sangro puoi avere un'esperienza pari a chi magari milita da 18 anni nella Serie A ed è salito dalla Serie C e ha vinto anche in Serie C col Bari e quindi ha fatto anche lì la risalita per 3 anni e va a finire in Serie B. Poi lì c'è un'altra diatriba che vedremo come risolvere, perché anche quello è stato secondo me un passaggio inopportuno, sembrava quasi una vendetta, non si sa per quali motivi, e anche perché diventa un'offesa verso i tifosi, certo. Cioè sempre verso i tifosi, no? Cioè uno se fa una legge immediatamente fuori da ogni ragionamento possibile, perché se io sto in un momento antecedente ai caos creati per il problema della Lazio, tu puoi dire d'ora in poi i nuovi non potranno fare, quelli che esistono rimangono, l'importante è che non accedano alla massima serie, punto. Ma altrimenti tu mi crei anche una beffa e un danno economico, perché chi sa che io ho un obbligo di vendere ad una determinata data può a un certo punto farmi delle proposte irriverenti. Allora io poi che devo fare? Devo chiedere un ristorno e un ristoro alla federazione? Però stavi facendo un passaggio molto importante, quello sui conti in regola. Chi c'ha i conti in regola, chi ha i conti a posto è legittimato ad operare, chi non ha i conti a posto è... No, ma il problema è anche un altro, che tu non puoi venire in Serie A e poi non fare mercato. Tu oggi, se vieni in Serie A, devi perlomeno investire tra i 30 e i 50 milioni di acquisizioni di calciatori. Non puoi andare dalle squadre maggiori a dire: me lo dai in prestito?
ti pago il 50% del salario. Ma scusami, ma dove sta scritto? E poiché questa purtroppo è una reiterazione che io sento anche da squadre non piccole ma medie, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, che non sta funzionando. Io ho sentito ormai da 7 anni dire bisogna ridurle a 18, ma come la Germania, che è sempre stata più ricca dell'Italia, ce n'è a 18, ma io lo sento dire da molti anni. Oggi forse bisogna ritornare al 1986, quando erano 16 le squadre, però ogni volta questo non lo si vuol sentir dire, no? E allora che cosa si fa? Si cerca di modificare le modalità di votazione in Lega affinché si possano fare dei piccoli giochi disonesti di potere, ma potere da 4 soldi, che mette alla berlina poi che cosa? Il calcio italiano, che diventa sempre meno competitivo rispetto ad altri calci europei e internazionalmente meno valido, e quindi incapace di portare a dama determinati fatturati che invece sarebbe ovvio avere. Ti saluto con, se mi permetti, con un suggerimento. Più sei qui a Castelvolturno, dal mio modesto punto di vista, meglio le cose andranno. E tesoro mio, io me l'ero preposto. Sai perché non l'ho fatto? Perché? Perché era il primo anno che veniva un nuovo allenatore e mi sembrava che se io fossi sempre stato qui, come di solito faccio sui miei film o sulle altre mie attività, perché tu non ti devi dimenticare che io ho 10 attività in più del Napoli e del Bari, che vedo sempre in prima persona e che vivo quotidianamente in Italia e fuori dall'Italia. E però se io sto qui tutti i giorni, il primo anno in cui viene un nuovo allenatore che ha un suo carnet importantissimo, perché all'età di 62 anni credo che abbia, o 63, non mi ricordo, è uno al quale tu non puoi negare che abbia un passato da palmarès. Ora, io poi all'inizio dell'anno ho detto: ragazzi, quest'anno la priorità non è né la Coppa Italia né l'Europa League, noi dobbiamo recuperare la posizione che meritiamo in Europa andando in Champions League. Quello è stato quello che ho. Poi strada facendo, proprio grazie a queste... Ingolosito. No, non è che io mi sono ingolosito, vi siete ingolositi e avete sempre parlato di scudetto, di questo, di lotta, diceva la classifica. Lo diceva la classifica, ma meno male che abbiamo avuto quella classifica che ha creato gli ammortizzatori necessari per tempi più grandi. Poi io ti ripeto, sono molto preoccupato di questa continuità negativa del San Paolo. Presidente, poi c'è questa storia particolare di quest'anno dove al Maradona, all'ex San Paolo, è stata una catastrofe, c'è un cammino del Napoli fuori casa da Champions, in casa ai limiti addirittura della zona retrocessione, una cosa mai vista nella storia recente del Napoli. La vogliamo dire con una commedia cinematografica possibile? Tu sei maestro in questo. Si sono incazzati sia Maradona che San Paolo, che sono stati chiamati in causa come se fossero loro poi i responsabili dei nostri allenamenti, delle nostre possibili vittorie o delle nostre possibili sconfitte. No, adesso, a parte gli scherzi, lasciamo stare i santi da un lato e lasciamo stare chi veramente è stato un vero protagonista della storia del Napoli, che nessuno mai dimenticherà. Io credo che i problemi siano quelli di una valutazione che io farò a fine anno su tutti i vari reparti, che devono, dal mio punto di vista, essere più crossabili e crossati tra di loro e non rimanere ognuno dipartimentalmente separato e poi addossare magari le responsabilità gli uni agli altri come via di giustificazione. Mentre dicevi questo mi veniva in mente anche un approfondimento sulla questione infortuni muscolari, no? Quest'anno ce ne sono stati oggettivamente troppi, Presidente. Sì, lo vedremo, io farò anche una classifica tra le altre squadre,
quante partite le altre squadre hanno fatto, quanti incidenti, come tu definisci, muscolari ci siano stati. Faremo un confronto e poi sempre con serenità e la necessaria trasparenza e professionalità affronteremo il problema. Io voglio chiudere con un messaggio rivolto ai tifosi che ci ascoltano su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale di quella che io definisco la nostra squadra del cuore. Qual è il messaggio di Aurelio De Laurentiis oggi ai tifosi del Napoli dopo la brutta figura rimediata ad Empoli? Beh, innanzitutto io chiedo scusa a loro a nome di tutta la squadra e di tutte le componenti che la costituiscono. Venite sempre allo stadio, abbiamo bisogno del vostro tifo caloroso, sintonizzatevi sullo stadio virtuale, abbiamo bisogno anche lì delle vostre onde positive, non ascoltate le discutibili cavolate che vi propinano dai vari servizi i vari giornalisti ex spesso calciatori del nord. Lo sapete, il sud e quindi soprattutto Napoli sono 200 anni, forse 300, che fa invidia al mondo. È una croce che dobbiamo portare sulla nostra spalla, ma prima o poi questa croce ci farà risorgere e comandare veramente dall'alto tutti gli stolti e tutti gli incapaci. Forza Napoli! Sempre!